Vittoria del campionato di B2, promozione in Serie B1 e conquista della Coppa Italia. Sono questi gli importanti traguardi raggiunti dalla Benji Rovigo nella stagione che si è appena conclusa. L'artefice di questa cavalcata trionfale è l'allenatore Nicola Belini, con il quale ripercorriamo le belle vittorie di quest'anno e parliamo degli obiettivi della prossima stagione. Coach, quando un anno fa ha accettato la proposta di allenare la Benji, si aspettava di festeggiare tutte queste vittorie? Beh, tutte queste vittorie francamente no. Gli obiettivi erano importanti, secondo me erano raggiungibili, però fare un campionato di così alto livello non me lo aspettavo. Avete vinto sia campionato che Coppa, con 35 successi su 38 partite giocate. La squadra è rimasta imbattuta in casa e in Coppa Italia non ha perso nemmeno un incontro. Cosa vi ha permesso di fare una stagione di così alto livello? Beh, abbiamo lavorato molto su noi stessi, abbiamo qualità tecnica, abbiamo acquisito consapevolezza dei nostri mezzi, siamo diventati una squadra e vincere, come dice sempre il nostro amministratore delegato, aiuta a vincere. Abbiamo cominciato a vedere che eravamo vincenti e abbiamo continuato fino alla fine. Ciliegina sulla torta, il palazzetto di Rovigo è rimasto inviolato. Quanto ha significato questo per lei e quanto è stato importante il sostegno del pubblico? Il sostegno del pubblico è stato fantastico perché abbiamo toccato veramente delle punte da brivido nella Final Four di Coppa piuttosto che in altre partite di cartello. All'inizio c'era gente, ma non tantissima, le nostre vittorie hanno aumentato l'interesse del pubblico e in alcuni momenti è stato il nostro settimo uomo in campo. È stato importante perché è un piccolo record. Mi dispiace un po' per quel punto perso, perché senza l'ultimo punto perso con Stra non avremmo ricevuto neanche un punto in campionato in casa, però ci abbiamo tenuto tanto, anche le ragazze ci hanno tenuto tanto fino alla fine e siamo riusciti a rimanere imbattuti. Nella prima parte del girone di andata però sono arrivate 3 sconfitte in trasferta, alla terza, alla quinta e all'ottava giornata, rispettivamente con Fratte, Pions e Spes Belluno. È stato questo il momento più difficile della sua avventura alla Benji? È stato il momento più difficile, lo ricordavo quando parlavamo di vittoria, c'erano già persone che chiedevano la mia testa dopo la terza di campionato, la prima sconfitta, e invece eravamo consapevoli che il cammino non era tutto in discesa, c'era da lavorare, da costruire. Sono stati campanelli d'allarme importanti per stringerci e cominciare a lavorare e lavorare sui nostri difetti. Credo che poi ne siamo usciti a testa alta e molto più forti rispetto a prima. Ecco, dopo il tie break di Belluno avete infilato 24 vittorie consecutive. Cosa è scattato nella squadra? È scattata la voglia di dimostrare che eravamo una squadra che poteva fare quello che poi in realtà ha fatto. Dopo Belluno e dopo Chios eravamo già distanti in classifica, però c'era la voglia di dimostrare che potevamo vincere il campionato e potevamo essere promossi. Quindi ci siamo stretti, abbiamo fatto un po' di autocritica e siamo ripartiti più forti di prima. Quando ha capito che ormai non vi avrebbe più fermato nessuno? Quando siamo andati a vincere a Belluno avevamo 3 scontri in una settimana, Belluno, Fratte e Belluno di ritorno di Coppa, e io ho sempre detto se riusciamo a passare queste 3 partite non ci ferma più nessuno. Guardando il calendario però mancavano ancora tante partite e mi dicevo che erano veramente tante, però una partita alla volta, come ci siamo sempre detti di fare, siamo riusciti ad arrivare alla fine battuti. In quale aspetto la squadra è migliorata maggiormente nel corso della stagione? La squadra credo che sia cresciuta sotto tutti gli aspetti, soprattutto sotto quello mentale, che comunque è arrivato grazie anche a un miglioramento tecnico, perché la consapevolezza nelle nostre capacità tecniche ha permesso di guadagnare consapevolezza e coraggio anche a livello mentale. E questo ci ha permesso di vincere tanti set punto a punto, non ultimo la semifinale di Coppa, che è stata molto tirata e molto intensa. Dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere, vi siete concessi solo 8 giorni di pausa e siete tornati in palazzetto subito a preparare la squadra per la prossima stagione in B1. Quale sarà l'obiettivo del campionato di categoria superiore? L'obiettivo adesso lo stiamo discutendo assieme alla società, ma credo che si voglia fare un campionato di alto livello, cercando di fare il massimo delle nostre possibilità.
sarà un anno in cui ci avviciniamo alla B1, quindi ci sono tante incognite, però c'è la consapevolezza e la voglia da parte di Benji di dare il massimo e di non fare la comparsa, di non puntare a una semplice salvezza, ma di fare un campionato di alta classifica. Vediamo se riusciremo in questa impresa. E quali sono le sue aspettative? Le mie aspettative sono di raggiungere gli obiettivi che la società mi assegnerà a giorni e lavorare cercando di migliorare, perché questo è il nostro obiettivo. Siamo tornati in palestra dopo 9 giorni perché le vittorie ce le siamo già dimenticate, siamo già concentrati al prossimo obiettivo e quindi mi aspetto di migliorare anche io sotto il profilo tecnico e umano, di migliorare le ragazze che faranno parte della squadra e di raggiungere gli obiettivi che il presidente Monesi, Andrea Scanavacca e tutti i dirigenti ci assegneranno. Tra l'altro lei è stato confermato sulla panchina della Benji visti gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione. Qual è il programma di allenamento per l'estate? Penso che andremo avanti tutto maggio con 3 allenamenti, giugno con 2, stiamo valutando anche la possibilità di fare qualcosa in luglio, perché comunque dobbiamo lavorare sotto il profilo atletico e sotto il profilo tecnico per non farci trovare impreparati ad agosto, quando ritorneremo in palestra per cominciare ufficialmente la stagione prossima. Quanto e dove dovrà rafforzarsi la squadra per poter disputare un campionato di B1 di alto livello? Beh, lo stiamo ancora decidendo assieme allo staff tecnico e assieme alla società. Qualche innesto andrà fatto perché il livello di B1 è più alto, decisamente più alto di quello di B2 e quindi stiamo facendo una serie di valutazioni tecniche e assieme alla società valuteremo che cosa possiamo migliorare e dove possiamo fare innesti. Però il resto per dirlo ci stiamo ancora lavorando. B1 ma non solo, nella prossima stagione infatti la Benji schiererà anche una squadra di Serie D oltre alle giovanili. Crede che queste siano una risorsa importante anche per la prima squadra? Beh, credo che sia intanto un inizio importante, perché avere un vivaio sotto la prima squadra permette di dare continuità al lavoro, di crescere i giovani che hanno dei modelli e credo che sia un passo importante questo fatto della società, perché nel tempo sarebbe bello riuscire ad arrivare a vedere giocatrici della squadra cresciute, nate e cresciute nel vivaio della bench stessa. Quindi è un inizio importante e credo che tutti saremo collaborativi al massimo per cercare di far crescere questi giovani, visto che nel nostro bacino attualmente ci sono tantissimi giovani che si sono appassionati alla pallavolo e che si stanno allenando e stanno giocando nelle squadre delle giovanili. Chiudiamo parlando del suo ricordo più bello della stagione appena trascorsa e del suo piccolo rammarico, se ce n'è uno. Beh, il ricordo più bello è sicuramente legato alla vittoria della Coppa, alla vittoria in sé perché era un risultato importante, è stata un'emozione molto forte e sono cose che è difficile raccontare, è difficile far passare alla gente, ma il boato del pubblico in quei 2 giorni è stato qualcosa di incredibile. Avevo 2 dita di pelle d'oca e non mi vergogno a dirlo, è groppa dura. E un altro ricordo molto bello è stata la partita allo scontro diretto con Belluno, perché le ragazze hanno giocato in modo straordinario, rispettando quello che ci eravamo detti e dimostrando veramente che eravamo superiori al nostro avversario più ostico, perché ho sempre tenuto Belluno l'avversario più ostico. E lì da allenatore ero quasi commosso nel vedere le ragazze giocare. Rammarici ce ne sono pochi, dispiaciuto un po' che alla prima sconfitta ci sia stata qualche critica di troppo, però credo che sia stato un punto di forza, perché da lì ci siamo caricati ancora di più per migliorare e per raggiungere i nostri obiettivi. Bene, grazie coach, in bocca al lupo per la B1. Crepi il lupo.